Bentornati a un nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti meteo. Ottobre è partito subito con un'eccezionale ondata di caldo che ha coinvolto gran parte dell'Europa, portando temperature oltre i 30 gradi, 33 gradi raggiunti anche a Firenze, picchi record anche sull'Italia, ma nel mentre nella giornata di mercoledì transiterà un veloce fronte instabile che porterà qualche rovescio occasionale temporale su Alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, con temperature che qui subiranno un lieve calo proprio a causa della copertura nuvolosa e di qualche precipitazione. Temperature massime che rimarranno tra i 23 e 26 gradi in pianura su quelle zone, ma anticiclone con caldo anomalo che rinforzerà rapidamente su gran parte dell'Europa, soprattutto tra la Spagna, la Francia, la Germania, con temperature molto sopra la media su quei settori, anche sulla Gibilterra con temperature localmente oltre i 32 gradi in quelle zone, mentre sull'Italia temperature tra i 28 e i 29 gradi. Mercoledì notiamo quel passaggio instabile previsto con qualche rovescio temporale soprattutto sulle prealpi e sulle alte pianure, mentre nel corso dei giorni successivi la nuvolosità andrà diminuendo con occasionali piovaschi sull'Appennino meridionale, mentre il sole sarà protagonista fino al weekend su gran parte dell'Italia. Temperature che, come notiamo, rimarranno sotto media sui settori del nord-est Europa. Le temperature invece aumenteranno proprio a partire dall'Europa occidentale, con caldo qui molto intenso che andrà rapidamente diffondendosi su tutta l'Europa centrale, caldo più contenuto sull'Italia con valori massimi compresi tra i 28 e 30 gradi, localmente superiori sul versante tirrenico, soprattutto tra domenica e lunedì, mentre temperature insolitamente fredde invece sul nord-est Africa. Per le piogge quindi bisognerà ancora attendere, si ipotizza un ritorno di correnti umide atlantiche pronte per portare nuovi fenomeni anche abbondanti a partire da 12 ottobre, ma davvero ancora tante incertezze. Non ci resta quindi che sperare per il ritorno dell'autunno. Intanto rimanete come sempre aggiornati